E dopo aver seguito la gara riservata alla categoria allievi, è il momento della gara conclusiva, quella riservata alla categoria juniores, con il presidente del comitato regionale toscano Giacomo Bacci che abbassa la bandierina del via ed apre le danze ufficialmente per questi 19 giri di ciclismo sul circuito dei 3 comuni riservati alla categoria juniores. La prova è valida come primo Gran Premio Missardi ed è organizzata sempre dal gruppo sportivo Pozzarello. Andatura che, come vedete sin dalle prime fasi, per quanto riguarda questa categoria è subito elevata. Sono 130 gli atleti che hanno preso il via, quindi anche un ottimo successo organizzativo con tantissimi partecipanti provenienti da tutta Italia. Andiamo a ricordare le formazioni iscritte. Si parte dalla ASD Sant'Egidio, dal team Palma Cipriani e Gestri, dalla Fosco Bessi Calenzano, l'Italia Nuova di Borgo Panigale, il team Vettorini, la Civita Vecchiese, il gruppo ciclistico Romagnano, il Campi Bisenzio DF, il team Bike Alto Lazio, la Ziraf, la Alcistagno, la Montepisano, l'Aquila Ganzaroli, la Berti Mobili. Queste sono le formazioni al via. Noi lasciamo sfilare il gruppo degli atleti partecipanti e al via è presente anche il vincitore della prima gara di stagione, vale a dire Gabriele Giannelli del gruppo ciclistico Romagnano. Al via è presente anche Yuri Colonna, già 2 secondi posti per l'atleta di casa, infatti abita proprio a poche centinaia di metri dall'arrivo, e tra gli organizzatori figura anche la madre di Yuri Colonna, vale a dire Lara Cipollini. Lasciamo sfilare il folto gruppo degli atleti al via, davvero tanti partecipanti a questa gara riservata alla categoria juniores. Un percorso che è il medesimo, solamente che dovrà essere ripetuto più volte, vale a dire 19. Intanto con le immagini vediamo attivissimi gli atleti della polisportiva monsumanese Alessio Carni Canyon, atleti diretti da Alessio Giusfredi, mentre il gruppo viaggia compatto alle spalle di quel corridore della polisportiva monsumanese che aveva provato l'allungo, però vantaggio minimo in questo frangente. Il plotone quindi viaggia ancora compatto. Percorsi quindi i primi giri di questo circuito, andatura subito sostenuta. Alcuni atleti, come vedete, infatti hanno già perso contatto, quindi assolutamente un circuito che va a favorire le ruote veloci, ma che è un circuito che alla lunga può risultare anche selettivo se l'andatura è particolarmente elevata. Intanto Missardi, che dà il nome alla manifestazione, primo Gran Premio Missardi, e noi con le immagini adesso siamo al quinto giro di corsa. C'è un primo allungo di giornata, un primo allungo che quindi va a caratterizzare questa fase di gara. Sono circa 7 atleti al comando, 7 atleti che hanno un leggero margine di vantaggio nei confronti del resto del gruppo, anche se per il momento, come vedete, non riescono a guadagnare più di tanto. Federico Del Carlo nelle prime posizioni degli atleti in fuga, anche le maglie della team Palma. Qui vediamo con il numero 66, si tratta di Lorenzo Calugi, poi arriva con il numero 132 invece la maglia della polisportiva monsumanese, Alberto Turchetti, eccolo qua. Ed ancora le maglie della team Palma, però il vantaggio è davvero minimo, infatti il gruppo chiude in questo momento, torna compatto quando abbiamo percorso 5 giri del circuito. Lasciamo sfilare tutto il plotone e ci lanciamo nel tratto in discesa con gli atleti del gruppo. Strada particolarmente stretta, come vedete, in questo frangente, e il gruppo che, a causa anche della forte velocità che sta tenendo in questa fase, occupa diverse centinaia di metri in lunga fila indiana verso quindi lo strappo che caratterizza la parte centrale del circuito
dei tre comuni, gruppo che sta ancora viaggiando compatto e gruppo che nelle prime fasi di corsa sta viaggiando molto forte, molto velocemente, con una media particolarmente elevata. Ancora Calugi tra gli uomini più attivi, e vediamo adesso con il numero 116 tenta un allungo. Andiamo a vedere di chi si tratta. Massimiliano Susini della New Project Team, che guadagna qualche metro, però davvero minimo margine di vantaggio nei confronti del resto del plotone. Vediamo ancora le maglie della Polisportiva Monsummanese nelle prime posizioni del gruppo. Addirittura adesso è un atleta guidato da Alessio Giustredi che si riporta per primo sul fuggitivo. Andiamo a vedere con il numero 130 è Francesco Nannelli. Fisico minuto per l'atleta della Polisportiva Monsummanese Alessio Carni Canyon quando siamo a 13 giri dal termine. E ancora le maglie del Team Palma con il 66 e ancora una volta Lorenzo Calugi, che è il primo del gruppo a riportarsi sugli uomini al comando, anche se adesso si forma un drappello di una decina di unità, gruppo che però è vicinissimo e praticamente potrebbe tornare compatto nel volgere di poche centinaia di metri, quando ci stiamo avviando ormai a metà corsa con il gruppo che per il momento viaggia compatto. Anche da queste immagini vedete una decina di atleti con appena 20 metri di vantaggio nei confronti del gruppo che viaggia fortissimo. Al termine della prova la media sarà superiore ai 40 km orari, questo a testimonianza anche della ottima qualità dei partenti, che sicuramente farà sì di avere la possibilità di un ottimo ordine di arrivo. E adesso ci sono ancora altri tentativi con questa coppia. Andiamo a vedere di chi si tratta. Con il numero 45 troviamo al comando Matteo Grazzini della Ziraf. Con lui, con il numero 64, è presente Giovanni Iannelli del Team Palma. Però per loro il margine di vantaggio nei confronti del gruppo è davvero minimo, appena una cinquantina di metri nei confronti del plotone, che adesso si sta addirittura avvicinando notevolmente. Quindi un gruppo che sta mostrando un forte controllo, forse anche consapevoli dell'esperienza della gara riservata alla categoria allievi. Gli atleti della categoria juniores vogliono tenere la corsa chiusa ed evitare, come è successo negli allievi, che un atleta possa avvantaggiarsi. Dovranno stare attenti soprattutto nell'ultimo giro. È infatti un circuito che si presta particolarmente a colpi di mano, in quanto i continui saliscendi, intanto siamo a 9 giri dal termine, superata quindi metà corsa, i continui saliscendi impongono continui cambi di ritmo, la strada stretta, le continue curve fanno sì che chi vuole tentare la fuga si trovi particolarmente avvantaggiato, specialmente quando si tratta di una fuga come quella che abbiamo visto in precedenza con Baccio, una fuga colta nell'ultimo chilometro. 7 giri alla termine adesso con la corsa. In testa troviamo un quartetto formato dal numero 24 Alessandro Tardelli del Team Vettorini, dal 122 si tratta invece di Emanuele Murtas, il campione regionale sardo della Polisportiva Monsummanese, con il numero 77 Alessandro Rugi, il senese dell'Aquila Ganzaroli, con il numero 140 è Davide Durante, il corridore veneto dell'Industrial Forniture Moro. Questi sono i 4 uomini alla comando, gruppo però che è sempre presente alle loro spalle, sempre vicino. Davvero un controllo serrato da parte del gruppo. Ci sono stati alcuni tentativi, il vantaggio massimo però non è mai superato i 15 secondi. Come dicevamo, il plotone ha voglia di arrivare in volata, infatti è una delle poche occasioni per i velocisti nella categoria juniores in Toscana e quindi non vogliono lasciarsi sfuggire l'occasione le ruote veloci del gruppo e vogliono giocarsi il tutto per avere la possibilità di arrivare sul rettilineo finale, che si presenta in leggera salita, con le carte in regola per giocarsi tra di loro il successo. Ed allora tra i velocisti più attesi sicuramente
dobbiamo tenere d'occhio Gabriele Giannelli, che è sì uomo veloce ma è anche uomo con doti di fondo e che si trova particolarmente bene anche in salita. Questo testimonia il fatto che lo possa avvantaggiare nello strappo dove è posto l'arrivo, ma anche attenzione al suo compagno di squadra Francesco Chesi. Da tenere d'occhio anche Luca Zullo e Yuri Colonna, che la settimana scorsa si sono classificati al terzo e al secondo posto nella gara a Terracina, gara vinta da Michael Capati, atleta che milita nel Team Bike Alto Lazio. Ed intanto il plotone praticamente sta chiudendo tutti i tentativi di fuga. Noi riprendiamo con la corsa quando mancano praticamente meno di 5 giri al termine. C'è ancora un tentativo, ancora sempre molto attive le maglie della polisportiva monsumanese Canyon Alessio Carni, che sono sicuramente state le casacche che si sono viste maggiormente sin dalle prime fasi di gara. Qui vediamo con il dorsale numero 131 la maglia della polisportiva monsumanese Canyon Federico Rossi, l'atleta che lo scorso anno ha svolto anche in quest'inverno un'attività di ciclocross. I più attenti lo ricorderanno vincere in una gara organizzata dal gruppo sportivo Pozzarello, la gara che si disputava proprio a Pozzarello, e quindi sicuramente un atleta al secondo anno nella categoria con le carte in regola per fare bene anche oggi. Intanto 4 giri alla conclusione con l'allungo di un atleta del Team Palma. Anche il Team Palma sta mostrando ottime cose quest'oggi. Si tratta del numero 65 Iltian Nica, anche lui è un atleta da tenere d'occhio, è molto atteso quest'anno dopo che aveva già vinto al primo anno nella categoria. Intanto il gruppo però sta chiudendo continuamente, il gruppo che continua a mantenersi compatto in questo primo Gran Premio Missardi. Intanto 3 uomini alla comando quando siamo ormai a poco più di 2 giri dal termine, con un terzetto formato ancora dalle maglie del Team Palma, da quelle del gruppo ciclistico romagnano. Andiamo a vedere chi sono gli uomini al comando. Con il 66 troviamo Lorenzo Calugi del Team Palma, con il 34 è presente invece Nicolas Pietra del gruppo ciclistico romagnano, con il dorsale numero 14 troviamo Alessio Zama dell'Italia Nuova Borgo Panicale, formazione diretta dal direttore sportivo Centomo, formazione emiliana. Attenzione ancora un allungo, ancora Federico Rossi della polisportiva monsumanese Alessio Carni Canyon, che prova ad allungare, vantaggio però sempre minimo. Come vedete il gruppo chiude immediatamente sull'uomo al comando. Noi lasciamo sfilare il plotone che continua a viaggiare compatto quando ormai ci apprestiamo a vivere le battute finali di questo primo trofeo Missardi, organizzazione affidata al gruppo sportivo Pozzarello, e siamo ormai a poco più di un giro dalla conclusione. Le maglie della polisportiva monsumanese, dopo aver attaccato per tutta la corsa, adesso sono in testa nel tentativo di tenere alta l'andatura, preparare chissà la volata per il velocista. Potrebbe essere Mirko Meini, l'uomo della formazione diretta da Alessio Giuffredi, incaricato di fare la volata. Andatura sostenutissima in questo frangente, praticamente impossibile scattare. A differenza della categoria allievi, qui le formazioni sono maggiormente organizzate, possono quindi avere l'occasione per tenere compatto il gruppo anche negli ultimi chilometri di gara. E come vedete anche gli atleti dell'Industrial Moro nelle prime posizioni del plotone a tenere alto il ritmo. Si viaggia in doppia fila, velocità elevatissima, sopra ai 50 km/h. Come vedete ci sono vari treni che stanno cercando di organizzarsi proprio quando siamo ormai in vista del suono della campana. Il gruppo si allunga adesso, il gruppo si allunga con ancora le maglie della formazione veneta a fare l'andatura, ancora le maglie dell'Industrial Moro nelle prime posizioni del gruppo. Noi ci lasciamo sfilare il plotone e siamo al suono della campana, quindi tutto è pronto per l'epilogo, tutto è pronto per la conclusione di questo primo Gran Premio Missardi
sono partiti in 139 e andremo a vedere chi sarà il vincitore. Il gruppo intanto si sta per presentare al triangolo rosso dell'ultimo chilometro, ancora segnalato compatto, quindi questa volta sarà davvero una volata a decidere l'epilogo della gara riservata alla categoria juniores. Il folto pubblico sta attendendo i corridori sul rettilineo finale ed eccoli qua, lanciato lo sprint in questo momento, ed è una maglia arancione del gruppo ciclistico romagnano, la sagoma possente di Francesco Chesi, che va a vincere davanti a Yuri Colonna, ancora una volta secondo l'atleta di casa della Fosco Bessi Calenzano, terzo è Luca Zullo del team Palma Cipriani e Gestri, quarto è Luca Lotmans della Casano, quinto è Manuel Pesci della Sant'Egidio, sesto Roberto Muscas, settimo Linas Runzas, ottavo Mirko Meini, nono Gabriele Bonecchi, decimo Alessandro Tardelli. E questo è l'epilogo quindi del primo Gran Premio Missardi, successo di Francesco Chesi davanti a Yuri Colonna, ancora secondo per la terza volta quest'anno, terzo Luca Zullo. Francesco Chesi in volata non è certo nuovo a queste prestazioni, quest'oggi una gara controllatissima e alla fine sei riuscito a spuntarla con un bello sprint. Sì, è stata una gara molto chiusa perché anche i tentativi di fuga più di una decina di secondi non sono andati a largo. Hai una squadra piccola ma ottima. Giannelli, grande protagonista stagionale, ha una grande gamba, però si è sacrificato per me. Sapevamo che in un arrivo del genere potevo avere la meglio. Ai 250 metri ho preso il via perché ero troppo indietro. Ho visto l'ombra di Colonna che rimontava un pochino ma non ho mollato. Dovevo vincere per forza oggi. A chi la dedichiamo questa vittoria? A tutta la squadra, a tutti gli sponsor, alla mia famiglia, alla mia nonna che è scomparsa il 20 agosto, che so che è lassù con me, però quando sono a fare le guate è sempre di fianco. Abbonato al secondo posto, Yuri Colonna anche nella gara di casa ottiene una grande prestazione, ancora un secondo posto purtroppo. Sì, purtroppo ancora un secondo posto, ma sono primo anno e dopo 3 secondi posti sono più che felice, però se arrivasse questa vittoria sarebbe un po' meglio, però vabbè, sono molto felice anche così. Senti, una stagione iniziata alla grande, domenica scorsa il piazzamento a Terracina, prossimi appuntamenti, arrivano le grandi classiche stagionali. Sì, speriamo di farci vedere anche lì per, non so, per puntare anche alto e speriamo che arrivi questa vittoria perché l'aspetto da tanto tempo e ringrazio tutti i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato a restare davanti, al direttore sportivo Bardelli, Andrea Bardelli, e ringrazio tutti. Il secondo e il terzo non cambiano rispetto ad una settimana fa a Terracina, secondo Colonna, terzo Zullo, cambia il primo, Capati aveva vinto a Terracina, invece quest'oggi purtroppo non siete riusciti a far sì che non c'era Capati, non siete riusciti a vincere voi. Comunque vada, una stagione che sta dimostrando che la condizione c'è. Questa stagione è iniziata veramente bene, i miei compagni mi hanno aiutato fino alla fine, li devo ringraziare. Anche i miei allenatori hanno veramente fatto un grande lavoro nell'inverno, infatti ora lo vediamo con tutta questa squadra che sta veramente camminando. Spero che questa vittoria arrivi con i miei compagni, per ora ci accontentiamo di questo terzo posto, questa stagione è veramente iniziata bene. Giannelli aveva vinto la gara di apertura, Chesi vince quest'oggi nel circuito di Cerbaia. Un'altra vittoria per il gruppo ciclistico romagnano che è stata intervallata dal successo nella Coppa CEI, gara di apertura della categoria allievi. Insomma, le due formazioni stanno andando alla grande e si vince anche con corridori diversi. Sì, l'obiettivo di ogni squadra deve essere quello di adattare ogni corridore alle caratteristiche dei percorsi che va a incontrare, quindi noi non possiamo che ritenerci contenti. Sicuramente questi ragazzi di entrambe le categorie si stanno impegnando molto e i risultati ci danno ragione. Ecco perché sì, questo era un appuntamento importante, lui velocista puro, mentre Giannelli oggi, come ci diceva Chesi, ha dato una mano importante, per lui ci sono anche i grandi appuntamenti che stanno arrivando. Sì, sicuramente io devo fare i complimenti alla mia squadra perché oggi sono stati esemplari, da Giannelli a Ricci a Pietra, a Giannoni e anche allo sfortunato Bongiorni che è caduto, quindi veramente una grande soddisfazione perché noi siamo una squadra piccola, avevamo deciso di tenere la corsa chiusa per fare la volata a Francesco,
nonostante le 1000 difficoltà ce l'abbiamo fatta e siamo veramente contenti perché, ripeto, noi siamo una realtà che vola basso, semplice e speriamo di continuare così. In periodi di magra organizzativa, una giornata come questa, la giornata di Pasqua a Cerbaia di Lamporecchio, è sicuramente un fiore all'occhiello per tutta la federazione. Ne parliamo con Giacomo Bacci, presidente del comitato regionale della Federciclismo. 2 gare, una più bella di un'altra e 2 vincitori importanti e tanti partenti al via. Sì, innanzitutto grazie alla società che ha avuto questo coraggio di volere in una giornata come questa organizzare queste 2 bellissime manifestazioni che sicuramente vanno a coronare tutto quel bel lavoro che le nostre società sanno fare e stanno facendo anche in questi momenti difficili. Quindi una bella giornata di sport, 2 bellissimi vincitori, sicuramente tante partecipanti e quindi bisogna ringraziare veramente coloro che si sono sacrificati in questa bellissima giornata, a ringraziare un amico importante come l'amico Ancellotti, che sicuramente in questa giornata avrebbe gioito sicuramente. Nella 2 giorni di Pasqua che vede la provincia di Pistoia e in particolar modo il circuito di Poggio alla Cavalla come centro del ciclismo toscano, Luciano Talini, presidente del comitato provinciale di Pistoia della Federciclismo, non può che essere orgoglioso per questa voglia organizzativa che in queste terre è molto radicata. Quest'oggi allievi e juniores, 2 categorie bellissime, 2 gare bellissime. Sì, sono state 2 gare bellissime, grazie anche agli organizzatori che hanno recepito l'invito nostro del comitato provinciale, il mio particolare, nel individuare proprio in questa giornata per effettuare queste manifestazioni. La giornata di Pasqua. La giornata di Pasqua già da un po' di tempo che gli organizzatori, in particolar modo toscani, si erano un po' rifiutati di effettuarla anche per i vari impegni familiari, per la giornata che ricorda la Pasqua poi. Invece io gli ho proposto questa data, hanno accettato e sono molto orgoglioso che gli sia riuscita così bene, perché abbiamo rivisto alle gare ciclistiche il pubblico di una volta. Questo è un fatto positivo per il nostro sport. 2 colonne portanti del comitato organizzatore quest'oggi, Lara Cipollini e Rudy Ancillotti, per questa giornata di grande ciclismo a Cerbaia. Una giornata che ha visto protagonisti oltre 200 ragazzi provenienti da tutta Italia, un grande successo. Un successo nato per ricordare un grande appassionato di ciclismo come papà, che tanto aveva organizzato, tanto si era dedicato a questo sport e sicuramente allo sport del ciclismo sapeva dare un colore tutto diverso, sapeva davvero entusiasmare con le sue trovate sempre geniali. Io ci ho messo tutto il mio impegno e vorrei dire un grazie veramente col cuore a tutte le persone che hanno collaborato in un giorno di Pasqua, che è difficile trovare delle persone che diciamo ti possano dare una mano, però grazie a queste persone abbiamo potuto tirare fuori una giornata bellissima. Mi è sembrata una giornata di ciclismo che non ha paragone. Che dire, abbiamo avuto un grande appoggio dagli sportivi di Poggio alla Cavalla, dal circolo di Cerbaia, che è da ottobre che stiamo lavorando per questa corsa, perché purtroppo ora andiamo nelle ditte e troviamo ben poco. Allora ci siamo arriccicati le maniche, come ben si vuol dire, e ci siamo dati tanto da fare per riuscire a fare questa manifestazione, che mi sembra che sia stata degna di questi sportivi che ci hanno lasciato e che hanno dedicato una vita proprio per il ciclismo. E come diceva papà, ci vediamo all'arrivo e ci vediamo all'arrivo qui per il prossimo anno? Senti, questo vediamo, e ora fateci tirare il fiato, però scusami se chiedo troppo, però vorrei dire veramente un grazie a mio padre, che veramente mi rendo conto di quanto sia stato grande, perché dove mi sono presentato anche per organizzare la corsa ho trovato le porte spalancate
tutti mi hanno detto sì. Veramente mio padre mi ha lasciato un'eredità grande e mi ha lasciato tanti amici che ora in questa vita sono molto importanti. Vorrei fare un ultimo saluto a una persona altrettanto importante. Ciao Ezio. Ed allora, con Lara Cipollini, quest'oggi una giornata impegnativa dal punto di vista organizzativo, poi anche una bella gioia per il secondo posto di Yuri. Sì, è stata la ciliegina. Comunque mi riallaccio all'ultimo discorso che ha fatto Rudy, perché volevamo appunto ricordare e salutare il presidente del Pozzarello e lo vogliamo rivedere qui accanto a noi, perché ci dia manforte per le prossime organizzazioni sicuramente che ci saranno, e perché comunque è giusto che ritorni, sicuramente ritornerà a tifare i suoi ragazzi. E un grazie anche a tutti gli sportivi che sono intervenuti, è stata una bellissima giornata di sport, riuscita, e come ha detto Rudy, fatta e organizzata da un gruppo di amici che hanno collaborato e che con le nostre forze e con le nostre braccia siamo appunto riusciti a realizzare questa giornata di sport. E dopo le parole dei grandi protagonisti di questa giornata di ciclismo a Cerbaia di Lamporecchio, in ricordo di Piero Ancillotti, Anthony Orzani e Lido Baronti, ricordiamo l'epilogo di queste due manifestazioni riservata alla categoria allievi e alla categoria juniores. Tra gli allievi il successo di Paolo Baccio della Spin Gym Sant'Egidio davanti ad Edoardo Sali della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Terzo posto per Alessio Barba del Velo Club Seano One, quarto Marco Medici della Romagnano, quinto Younes Fatmi della All Sport, sesto Michael Pagni della Coltano Grube Costruzioni, settimo Nicola Trofin dell'Empolese, ottavo Daniel Savini della Romagnano, nono Samuele Nocentini dell'Aquila Ganzaroli, decimo Matteo Baldasseroni del gruppo ciclistico Pozzarello. Tra gli atleti della categoria juniores il successo in volata di Francesco Chesi del gruppo ciclistico romagnano davanti a Yuri Colonna della Fosco Bessi Calenzano. Terzo posto per Luca Zullo del team Cipriani e Gestri Palma. Quarto Luca Lockmans della Unione Ciclistica Casano. Quinto Manuel Pesci della AS Sant'Egidio. Sesto Roberto Muscas della Montepisano. Settimo Linas Rumsas della New Project Team. Ottavo Mirko Meini della Polisportiva Monsumanese. Nono Gabriele Monechi del gruppo ciclistico Campi Bisenzio e decimo Alessandro Tardelli del team Vettorini.